Le ultime previsioni, le ultime corse dei modelli matematici ci dicono che la situazione perturbata che era prevista già per domani sabato si sposterà un pochino nel tempo, nel senso che anche arriverà un po' in ritardo e dunque si parla di sabato pomeriggio, sabato notte e si protrarrà nel tempo per tutta la giornata di domenica e anche lunedì. Le piogge saranno a tratti anche insistenti, a carattere temporalesco e saranno principalmente sul settore ionico. Ancora c'è un po' di determinazione se sarà più interessato la parte messinese o anche la parte diciamo siracusana, la parte più bassa del settore ionico siciliano. Però le piogge che si attendono non saranno la situazione da grande allarmismo. Il consiglio è quello di seguire un po' l'evoluzione delle previsioni, perché quella traiettoria di questo vortice ciclonico non è ancora ben definita, nel senso non si riesce a capire con estrema precisione che traiettoria prenderà.